Dalla sede di Mestre, la CGIL del Veneto esulta per una sentenza che viene definita storica e che secondo il sindacato mette un punto fermo sul tema dei danni alla salute dei lavoratori provocati dalle esposizioni al PFAS. Il Tribunale di Vicenza ha infatti accertato la natura professionale della malattia che provocò il decesso di un ex dipendente della Miteni, condannando l'INAIL a erogare le prestazioni dovute. La vedova aspetterà la rendita ai superstiti, che è calcolata nella misura del 50% con riferimento alle retribuzioni massimali del settore industria dal gennaio 2014. Il patronato Inca CGIL ha assistito i familiari dell'ex lavoratore impegnato nel sito produttivo dal 79 al 92 e deceduto nel 2014 a causa di un carcinoma uroteliale. Inoltrata nel 2019, la domanda di riconoscimento della malattia professionale era stata respinta dall'INAIL. Pasqualino Zener era dipendente della Miteni, si occupava del reparto depurazione e quindi i suoi compiti erano quelli della pulizia, dello smaltimento dei reflui di produzione. La figlia racconta, perché questo lui spiegava e raccontava, che insaccava i fanghi, infustava i fanghi e lavorava adiacente ai reparti di produzione di FOA, FOS e degli altri FAS. La sentenza è di primo grado e pur nella sua importanza rappresenta solo un primo capitolo. Ci sono infatti altre denunce pendenti e pratiche di riconoscimento ancora aperte con l'INAIL, ma per la CGIL ci si trova comunque di fronte ad un passaggio fondamentale per la tutela e il riconoscimento dell'eventuale danno subito anche da altri lavoratori esposti a queste sostanze senza il rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguati dispositivi di protezione. Ci sono aziende che l'utilizzano nelle lavorazioni. Di sicuro può aiutare nel sensibilizzare alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono in contatto, che devono venire in contatto con queste sostanze anche in altre produzioni.